Eccoci di nuovo nella redazione di Casa Sollievo. Oggi abbiamo un nuovo conduttore e vi presentiamo Salvatore. Buonasera, un piacere essere qua. Collega, che ne dici? Iniziamo subito le notizie? Sì. Bene, allora ti do l'onore. Chiamalo tu. Oh, che onore! Signore e signori, l'Avelina! Gli Stati Uniti restano senza uova. E com'è sto fatto? E hanno giù per viaggio e restano senza iardini. L'influenza aviaria ha decimato la produzione di uova. I prezzi sono saliti alle stelle. Pensate, $1 a uovo. Nì! E che sono? Oh, adoro! Trump è costretto ad aumentare l'import e chiede aiuto all'estero, alla Finlandia, alla Danimarca, ma Riceve il 2 di picche. E certo! Chi di danze ferisce, di uova perisce! Iniziato anche il contrabbando di uova dal Messico. Insomma, mi pare a mia che finivo una bella frittata. Ma noi abbiamo un'esclusiva solo per voi. uno dei nostri corrispondenti è riuscito ad intercettare niente po' di meno che il capo degli contrabbandieri messicani. Linea alla regia. Buonasera, sono Gianni il reporter. Sono qui per intervistare il capo messicano del cartello delle uova. Vi presento il capo delle ovas. El Chapos, tú eres contrabandista delle ovas. Sí, yo soy el boss. ¿Cuántos ovas portados al día en América? Panaros, ginos. Ove estas vuestros refugio delle ovas. La favela Huatusas. ¿Cómo se llaman los correros delle ovas? Se llaman ovejas. ¿Avetes palabras en códices? Mes un nuevo hoy. Tiene hardinas mañanas. Gracias, el Chapos. Líneas a los estudios. La Francia agli Stati Uniti. Restituiteci la Statua della Libertà. Ma uomo, i francesi, tutte eleganti, tutte sciccose, non sanno che regalo non sono donne in rete. Un regalo, è un regalo, che maleducati! Non si è fatta attendere la risposta della Casa Bianca, che ha detto: grazie a noi se non parlate tedesco. Ma sti francesi, una statua della libertà. Una volta vanno un monte in bianco, una volta si friggono a Gioconda, una volta a Corsica. Ma insomma, pigliate questi bettoli e levatela a mare.
Ma attenzione, in esclusiva abbiamo raccolto le dichiarazioni della diretta interessata, Lady Liberty. Figlioli, non mi mentite un momento, non mi voglio scerriare con nulla. Io sogno la libertà, legalità, fraternità, affanculè. E adesso, cari amici, è arrivata l'ora di salutarci. Continuate a seguirci sui nostri canali social e su quelli di Liceo TV. Vi salutiamo con nuestros amigos. Cecil, Alberto, ricordate di dare like commentare. y convidate. Eh!